Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Far Cry 3. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player, ovvero proseguiremo all'interno del nostro nuovo capitolo 3 civette sul Comò, trova Sam al Crazy Cock. Allora, vediamo un po' quello che possiamo fare. Questo deve essere il Crazy Cock, già l'abbiamo intravisto all'interno dello scorso gameplay. Allora, vediamo un po' dove si ritrova Sam, ovvero questa sorta di informatore che ci ha consigliato il nostro amico che per adesso è in volo per la Russia. Allora, vediamo dove possiamo entrare. Probabilmente di qua. Dannazione, qui è sbarrato. Proviamo proprio dall'entrata principale. Lasciamo perdere questo ragazzone. Ok, eccoci al Crazy Cock. Vediamo un po'. Allora, dove deve essere questo informatore? Ah, probabilmente è questo. Vediamo un po'. Ehi. Ehi, birra? Sì. Sto cercando un amico. Un mercenario di nome Sam. Conosco un solo Sam. C'è un tavolo da poker sul retro. Mercenari di Hoyt di solito. Magari riesci anche a farti invitare. Una partita di poker. Wow. Vediamo un po'. Allora, ci deve essere un tavolo da poker da queste parti. Sul retro. Vediamo un po'. Ah, questo chi è? Vediamo, un mercenario? Tu dove vai? Secondo te? A giocare a poker. Non perdere tempo se non puoi permetterti il buy-in. Ti basta? Ok, benvenuto. A quanto pare ci aspetta una bella partitona a poker. Vediamo un po' di rinfrescarci la memoria. Dov'è il tavolo? Vediamo un po'. Probabilmente dovremmo effettuare una bella partita. Parla con il mercenario. Ok, gioca a poker con Sam. Vediamo un po'. Oh, ecco qua il piccolo tavolo. Vediamo un po', ragazzi, mi fate sedere? Perfetto. Vediamo un po'. Questo deve essere Sam, questa a sinistra. Questo barbetta con tutti questi tatuaggi. Diamo il benvenuto alla new entry. Accomodati. Speriamo di essere fortunati, ragazzi. Allora, le carte. Perfetto, addirittura possiamo giocare a poker. Allora, Jason Brody gioca il grande buio. Mamma mia, una vera e propria partita, come dire, dal vivo. Vediamo se giocano all'italiano, addirittura alla texana. Vediamo un po'. Bene, alla texana, 2 carte coperte, 5 sul tavolo. Vedo. Allora, ultima, 4 Vedo. dollari, piatto 16 dollari. Mamma mia. Allora, non ho mai giocato a poker appunto qui nel gioco. Passare, chip, invio, all in. Allora, io dico di vedere un po' le carte. Guardiamo la nostra mano, diamo un'occhiata. 9k. Penso che possiamo andarci, ce la possiamo cavare abbastanza bene. Allora, vediamo un po'. Con W ed S abbassiamo oppure alziamo la puntata. Chip. Chip. Fighissimo. Allora, vediamo un po'. Speriamo che esistano altri tavoli in giro per la mappa. Magari posso farmi qualche bella partitina. Mi sa che abbiamo una bella coppia di 9 sul tavolo. Il nostro amico alla destra ha passato, quindi adesso proveremo un po' ad alzare la nostra quota. Vediamo un po'. Vediamo, possiamo mettere ben. Facciamo 6 dollari sul tavolo. Vediamo chi avrà il coraggio di arrivare alla nostra somma. Eccoci qui. Io vedo. Chi è che è Vedo. venuto? Il nostro amico? Perfetto. Vede 6 fish. Molto bene. 34 dollari sul piatto. Ah, un altro jack. Ok, Chip. Ah, un altro chip. Vediamo di fare spaventare il nostro avversario. Mettiamo a 10 dollari. Vediamo se ha il fegato di presentarsi. Rilancio. 44 dollari non sul piatto. finisce mica qui. Esco. Esce? Vediamo, maledizione, ha puntato ben 25 dollari. Abbiamo solo una coppia di 9. Possiamo procedere oppure, come dire, passare. Magari possiamo beccare una mano fortunata, però visto che ha rilanciato di 25 io. Proviamoci. Vedo. 25 dollari. Molto bene. Piatto di 104 dollari. Un bel 9 ci vuole adesso. K! Doppia coppia. Molto bene. Dobbiamo sperare quindi. In una mano inferiore del nostro avversario. Mettiamo adesso, visto con una bella doppia coppia, ben 20 dollari. Ne abbiamo 55 in Vedo tasca. e rilancio. Rilanciamo. E passa il nostro amico. Ci siamo portati a casa ben 124 dollari. Mano conclusa. Jason Brody, doppia coppia. Fantastico. Vedete un po' anche in Far Cry 3 è disponibile questa sorta di modalità esclusiva per divertirsi un po' con qualche ragazzone. Allora, vediamo di continuare. Bene. Ok, prendiamo tutto. Perfetto. Probabilmente dobbiamo continuare. Allora, vediamo un po'. È proprio una vera e propria partita di poker dal vivo. Diamo un'occhiata, possiamo girarci verso i nostri avversari. Perfetto, guardate che figo questo cappellino qui a destra. Sembra un po' Magnum con quei baffoni. Fischietta il nostro amico. Che palle questa mano. Incasso ed esco. Di già? Preferisci che continui a giocare, Carl? Vuoi che alziamo la posta, eh? No, Sam.
Dicevo per dire. Good. Guardate questo ubriacone con sta barbetta. Vediamo se se ne va. Lascia i due Magnum PI qui davanti a noi. Ah, molto Ho bene. finito anch'io. È solo una mano giochiamo, maledizione. Niente rimborsi. Mi sa che dobbiamo lasciargli 5 dollari sul tavolo. Anche un po' spilorcio il nostro amico. Allora, Sam, mi sa che abbiamo vinto ben 124 dollari. Il nostro amico si sarà arrabbiato. Vediamo dove va. Deve essere qui da qualche parte nel vicolo. Procediamo al piano di sopra. Ok, forse è andato a prendere una bella boccata d'aria. Allora, vediamo. Oh! E tu per chi lavori? Calma, amico. Mi ha mandato Willis. Come sta? Sono preoccupato per lui. amichevole il nostro Sono amico. anni che non ho sue notizie. Sta bene, direi. Los! Mamma mia, l'ho visto abbastanza ostile appena siamo entrati all'interno del tavolo. Però adesso sembra amichevole il nostro amico. Speriamo che possa condurci al nostro Dove è obiettivo. andato? Dove è andato? Veramente è sparito. Ha girato l'angolo ed è sparito. Maledizione. Trova Sam e chiedigli di Hoyt. Proprio si è, come dire, mimetizzato. Ah, forse è là sotto, maledizione. Vediamo un po'. Forse in quella sorta di baracca a 2 piani. 3000 punti di esperienza. Wow, solo per una piccola giocatina a poker. Vediamo qualcosa in più sui mercenari di Hoyt. Allora, vediamo un po'. C'erano una volta i mercenari di Hoyt, soldatini di cuore di piombo. Alcuni vengono dall'esercito, altri sono stati reclutati in giro, ma tutti vogliono avere un tornaconto dalla fine del bamboccio. Sono la vera forza dell'isola e io mi sono rotto di tutta questa storiella. Allora, vediamo un po' di capire come farli fuori. 8 nuove armi disponibili per l'acquisto. Molto bene. Allora, innanzitutto vediamo di salire. Ah, eccolo qua, proprio Bolt il nostro caro amico. 2 secondi è arrivato, si è fatto 100 metri. Mamma mia. Cosa tenta di fare? Vediamo. Che ha un grimardello nelle mani. Stare tra questi criminali è troppo. È talmente facile fotterli. Tutti pensano che sono cattivissimo perché vengo dalla Germania. Mi hanno promosso per il mio accento. Siediti. Grazie, amico mio. Allora, qual è la missione? Voglio uccidere Hoyt. Scheisse. Aspetta. Tu sei Jason Brody, no? Tu hai fatto fuori Paz. Sì, Dovevi dirlo subito. Devi nasconderti. Hoyt ti farà in 1000 stücke. Non sarà facile. Sei vittima del tuo stesso successo, sai? I nativi attaccano Hoyt. Ha tirato su le difese. Dobbiamo sabotare la sua organizzazione o ucciderlo sarà inutile. Bene. Però Hoyt non sa ancora che faccia hai. Sa solo di questi. che pensi? Nine. Oppure io. Erledict, devi arruolarti nei mercenari. Alt, non discutere, sarà una missione a 2 e tu mi servi Figa dall'interno. questa missione. Andiamo con ordine. Devi essere credibile. Come? Rubiamo un uniforme. Le nuove reclute vengono trasferite ed esaminate giù al porto. Trova una recluta. Accertati che nessuno trovi il suo corpo e fottiti la sua roba. Dopodiché contattami su questa frequenza. Bene, a quanto pare stiamo procedendo verso una tattica alla Hitman. Vediamo di raccogliere un uniforme di una guardia. Ah, Danny Rogers, il nostro Tarzan. Pronto? Jason, sei arrivato sull'isola di Hoyt? Sì. Sei quasi giunto alla fine della via. Citra è convinta che diventerai il guerriero più forte della tribù. Tutti i Tatau saranno tuoi, se sopravvivi. Stanne certo. Lo sapevo, Jason. Per giungere al centro devi lasciarti alle spalle tutto il tuo passato. Solo Citra e la via rimarranno. So quel che faccio. Auguri. Grazie amico mio, intanto siamo riusciti a fregarci una bella Jeep degli anni 60, una bella decappottabile. Allora vediamo di arrivare a 500 metri probabilmente alla spiaggia dove si ritrova una bella guardia di Hoyt. Allora vediamo di procedere. Oh, maledizione, ci hanno visto, ci sono dei nemici davanti a noi, maledizione. Vediamo di prendere il nostro bel fucile da cecchino. Attenzione, eccoli tutti davanti a noi. Queste sono guardie di Hoyt. Beccati questa, abbiamo colpito il guidatore, ce ne sono altri 2 davanti a noi. Vediamo di colpirlo. Ok, perfetto, un ottimo colpo. Attenzione, ne rimane un altro. Perfetto, proprio questo
fucile da cecchino è stata un'ottima scelta. Allora, vediamo un po', probabilmente dall'altra parte della mappa ci deve essere questa sorta di obiettivo. Vediamo di raggiungerlo a piedi. Attenzione qui ai coccodrilli, questa deve essere una zona molto popolata, quindi stiamo oh, ho visto qualcosa di rosso. Maledizione, maledizione, vediamo di procedere velocemente, andiamo, maledizione. Via, 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 via. Questo non è un coccodrillo, è una specie di pesce gigante, un piranha, una cosa del genere. Questo ci sbrana la carne in 2 secondi, quindi vediamo di andarcene, maledizione, via, 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 via. Ok, ce l'abbiamo fatta, addirittura il nostro Jason tira dei sospiri di sollievo. Allora, un po' avvicinati con cautela al cenote, perfetto, ci deve essere una specie di profondità da raggiungere. Vediamo un po', proviamo a passare da questa parte. Intanto vi ricordo che abbiamo sempre il nostro caro arco con 12 frecce, probabilmente avremo la possibilità di creare qualche freccia speciale nel nostro inventario, però ancora non ce n'è di bisogno. Allora, vediamo un po', quindi siamo arrivati quasi al termine della nostra via per quanto riguarda l'assunzione di tutti i Tatau, quindi stiamo andando molto ma molto bene. Allora, vediamo cosa c'è, 250 metri, vediamo un po', l'ultima volta che sono entrato in un cenote è stata appunto quella volta quando abbiamo sconfitto Vas, quindi vediamo un po', questa deve essere una specie di città abbandonata, guardate un po', ci sono i resti di una vecchia stazione, attenzione, ok, 170 metri il nostro obiettivo, ma ci sono altre guardie da queste parti? Hanno dato fuoco. Oh, mamma mia, che imbecille, proprio si è fatto saltare in aria. Vediamo di procedere in silenzio per evitare contatti con i nemici. Ok, siamo quasi arrivati al nostro obiettivo. Qui vedo già una piccola entrata. Ok, questa deve essere appunto la nostra zona. Perfetto. Diamo un'occhiata, non oltrepassare, tutti i violatori potrebbero essere colpiti. Nessuno deve vedermi finché Non farti scoprire finché non hai ottenuto l'uniforme da mercenario. Questa è una sorta di missione alla Hitman Absolution e siamo abbastanza pratici di questo. Molto bene, dobbiamo utilizzare tutta la nostra astuzia e la nostra abilità per procedere inosservati. Allora, abbiamo la nostra bella reflex da $500. Vediamo cosa c'è qui intorno. Attenzione, nascondiamoci vicino a queste belle foglioline, questi cespugli. Allora, vediamo un po', la base sembra abbastanza attrezzata, ci sono dei container. Probabilmente non ci sarà nessuno all'interno dell'avamposto, quindi possiamo stare tranquilli. Allora, vediamo un po', qui ci deve essere il cenote, appunto questa sorta di profondità all'interno della roccia. E già c'è la prima guardia. Attenzione, vediamo un po', addirittura continua a stappare bottiglie di birra a una cassetta lì intorno, quindi probabilmente non ci darà problemi questo ubriacone, sarà mezzo dormiente. Allora, vediamo di procedere. Il nostro Jason ha detto nessuna uccisione, quindi un metodo piuttosto alla Hitman. Vediamo se possiamo ritrovare qui intorno l'uniforme, quindi probabilmente deve essere all'interno di quella casetta. Vediamo se possiamo salire immediatamente al piano superiore. Ok, qua non ci deve essere nessuno, deve essere completamente deserto il campo. Ok, proviamo qui su, diamo un'occhiata, vediamo cosa c'è. Maledizione, non c'è nulla. Mi sa che dobbiamo dare un'occhiata all'interno di questa bella baracca. Ah, qua c'è addirittura una bella cassettina, magari ritroviamo qualcosa. Feticcio squalo, maledizione, vediamo un po'. Chi è che lascia un uniforme proprio qui intorno? Ah, possiamo provare là sopra però, vediamo un po'. Attenzione ad altre guardie perché non sono sicuro che siamo soli. Vediamo un po' qui cosa c'è. Questo deve essere tutto materiale per il combattimento. Ah, non c'è nulla, maledizione. Dobbiamo scendere all'interno del cenote, quindi proviamo ad attirare la nostra guardia magari con un bel sassolino. Ancora abbiamo qualche piccolo sasso. Usa le scale per entrare nel cenote, ok? Lanciamo la nostra bella pietrolina da quella parte. Non so se la sente il nostro amico, è troppo ubriaco per sentirla. Ah, mi sa che se ne è accorto. Saccheggiamo intanto questo piccolo baule. Molto bene, fatti un giro amico mio, alle tue birre ci penso io. Vediamo di scendere all'interno del cenote. Troppo pericoloso saltare nel cenote. Infatti, perfetto. Allora, diamo un'occhiata. Infiltrati nella grotta senza farti scoprire. Perfetto. Allora, vediamo. C'è addirittura una piccola barca da queste parti. Allora, vediamo un po'. Attenzione, sono tutti i tuoi amici. Niente uccisioni, non voglio allarmi. Ok, Jason. Oh, qua c'è un altro uomo. Vediamo un po' di individuare chi è. Un picchiatore. Questo attacca da vicino. Dobbiamo stare molto ma molto attenti. Ok, vediamo da questa parte cosa ritroviamo. Sempre bauli per il saccheggio. Ok, tutta questa roba possiamo venderla nel mercatino locale. Allora, vediamo un po' come interagire. Ci sono diversi uomini da queste parti. Dobbiamo attendere che passi il ponte prima di interagire. Attenzione. Maledizione. Ma non possiamo utilizzare il coltello, maledizione. Magari lo buttiamo in fondo al cenote. Ok. Vediamo di procedere in completo silenzio. Perfetto. Accucciati, ovviamente ridurrà il rumore e la visibilità. Questo già l'abbiamo capito all'interno della prima missione. Vediamo un po'. Probabilmente dobbiamo arrivare là vicino. 2 guardie, la situazione si fa molto più difficile qui sottoterra. Ok, vediamo. In che modo possiamo agire? Proviamo da questa parte. Maledizione, continuano a parlare. Mi sa possiamo attirarli dall'altra parte con un bel sassolino. Proviamoci, ok? Perfetto, l'hanno sentito entrambi. Vediamo se si avvicinano da quella parte.
Andate, maledetti. Ok, vediamo di procedere. Qui c'è addirittura un cadavere, maledizione. Nasconditi nel fogliame e interromperai la linea visiva del nemico. Nascondendoti non sarai scoperto. Il fogliame, vediamo un po' dove si ritrova. Proviamo a procedere da questa parte, veloci, maledizione. Eccoci. Forza che arriviamo. Andiamo. Perfetto. Infiltrati nella grotta. Perfetto, siamo quasi arrivati al nostro obiettivo. Ecco, probabilmente questo deve essere il fogliame. Ok, vediamo un po' cosa c'è qui sotto. Ok, siamo quasi arrivati al nostro obiettivo. Molto bene, vediamo di procedere. Allora, siamo a 46 metri dal nostro obiettivo, proprio nei meandri del cenote. Diamo un'occhiata. Ah, mi sa che qua... una bella motovedetta. Ci dobbiamo avvicinare quindi verso questa sorta di molo. Eccoci, 2 guardie davanti a noi. Dobbiamo stare molto attenti, la sorveglianza sta aumentando. Vediamo di scendere, 39 metri il nostro obiettivo. Qui c'è un bel ragazzone che continua a sorseggiare una bella birra. Vediamo di lasciarlo lì tranquillo, dormiente appunto sulla sua sedia. Ok, tranquillo amico mio, noi procediamo verso il nostro obiettivo. Ma non era più semplice uccidere una guardia col coltello, nasconderla in addirittura anche nell'acqua e procedere con la sua uniforme? Cioè abbiamo fatto tante azioni furtive del genere, perché dobbiamo avvicendarci sempre così? Maledizione. Però mi sa che siamo molto vicini al nostro obiettivo. Vediamo un po', attenzione. Ehi, già ci sono delle altre guardie, probabilmente 2 guardie normali. Vediamo di nasconderci qui in mezzo al fogliame. Molto bene, vediamo un po'. Serve una via più sicura. Maledizione, guardate un po', ci deve essere una specie di lanciafiamme qua da queste parti. Ci sono 2 Big Jim addirittura con delle bombole di gas sulla schiena. Questi possono essere molto complicati. Attenzione, probabilmente hanno detto qualcosa. 4 guardie davanti a noi, come possiamo procedere? Allora, la situazione si sta facendo molto complicata. Abbiamo ben 4 guardie davanti a noi, 2 Big Jim compresi e altri 2 ragazzoni mezzi ubriachi qui davanti a noi. Allora, ci serve un'altra via, proviamo a trovare qualcos'altro. Proviamo a procedere da questa parte. Qui c'è addirittura una nuova zona di fogliame, possiamo essere occultati, quindi molto ma molto bene. Ok, proviamo a procedere da questa parte. Allora, vediamo un po'. Mi sa che siamo completamente scoperti, maledizione. Eccoci, dobbiamo far rivolgere l'attenzione di tutti i nostri uomini verso un unico punto. Ok, proviamo a procedere da questa parte. Perfetto. Attenzione, saccheggiare proprio adesso che siamo proprio nel mezzo dell'azione non è l'ottima idea. Proviamo a passare da questa parte. Perfetto. Attenzione, attenzione dietro al Big Jim numero 1. Vediamo di andare, dai che siamo così fortunati. Ecco che ce l'abbiamo fatta. Oh! Maledizione, c'è un altro maledetto. Oh, ma proprio siamo in condizioni critiche. Sali sulla nave di Hoyt. Guardate un po'. Quello si è alzato, la vedetta maledetta. Vediamo un po' se possiamo farla girare qua. Se riesco a fare questo lancio ce ne andiamo alle Olimpiadi. Avanti amico mio, lancio una bella pietra là sotto. Avanti. Ce l'abbiamo fatta. Wow, vediamo di procedere. Dov'è la nave di Hoyt? Perfetto, entriamo in acqua, molto bene. Alle Olimpiadi ce ne andiamo, ragazzi. Mamma mia, abbiamo fatto un lancio con un sasso di 3 kg di almeno 50 metri. Allora, la nave di Hoyt deve essere questa bella petroliera qui vicino. Qua ci sono addirittura come dire, dei luoghi dove arrampicarci. Vediamo se possiamo salire. Una bella scala, perfetto, abbiamo beffato tutti quanti. Allora, sali sulla nave di Hoyt. C'è qualcun altro? Elimina la recluta senza far rumore e ruba l'uniforme. Ci siamo fatti tutta questa strada proprio per quest'unica recluta. Maledizione. Abbattiamola al nostro maledetto. Vieni qua amico mio. Oh, finalmente. Vediamo di recuperare l'uniforme. Vediamo un po' come sarà il nostro caro amico Jason con l'uniforme. Eccolo Le mani qui. che coprono i tatuaggi. Meno male, perfetto. L'unico nostro elemento per farci riconoscere appunto è stato occultato dal vestito. Allora, Sam Becker, molto bene. Vediamo di parlare con il nostro tedesco. Sam, sono pronto. Vedo che si chiama Foster. Allora, come devo comportarmi? Come un Foster, ricorda, boccalone. Devi credere alla tua balla per poterla vendere. Non credo di aver capito bene. Allora, uniforme da mercenario. Vediamo un po', indossi un uniforme da mercenari. I mercenari non ti attaccheranno se non li provochi. Molto bene, vediamo di stare molto tranquilli. Allora, vediamo un po'. Fatti identificare dall'ufficiale. Signor ufficiale, 23 metri, il nostro obiettivo. Vediamo dove si ritrova. Eccolo. Bene, Hoyt viene a esaminare i nuovi uomini. Tutti in linea per l'ispezione. Pronti all'ispezione? A posto. Come va? Prossimo. Avanti, muoversi. Bene. Aia, la vedo Andiamo, brutta. Andiamo, passa oltre. Sei pulito? Ok, prossimo. Ancora 3 settimane. Torno a casa. Ok, Foster. Molto bene. La vuoi un po' di grana? Sì, perché credi sia qui? Un boss di nome Vass è appena stato ucciso. E il suo impero è aperto al pubblico. I suoi ragazzi fanno soldi a palate. E perché noi no? E Hoyt? Hoyt ha problemi più grandi. Ora come ora è un cazzo di buffet. Ma non durerà per sempre, tanto vale mangiare.
dirlo forte. Ok, vatti a sentire il discorso. Ehi, se ne fai parola con qualcuno, sei carne morta. Vediamo di procedere. Allora, 14 metri. Quello deve essere Hoyt, vediamo un po'. Unisciti alle reclute e ascolta il discorso. Vediamo chi è questo dannato Hoyt, vediamolo. Miei Eccolo. nuovi piccoli sottoposti. Non vi dirò balle. Siamo qui per la grana. Ma è per la felicità della mia gente che mi alzo ogni mattina. Mio padre, buonanima, era un minatore. Si svegliava all'alba tutti i giorni, fumava una sigaretta e se ne andava sottoterra. Per quel meraviglioso uomo. L'azienda era Dio. Io porto lo stesso rispetto a questo mio umile business. E mi aspetto che tutti facciate lo stesso. Ora, ci sono soltanto 3 regole che dovete seguire. Primo, proteggete il mio prodotto. Scopatele, ma con dolcezza. Secondo, uccidete a vista i nativi. Terzo, tutti i profitti vanno a me. Sono un capo comprensivo. Ma se infrangete una sola regola, Se non altro non è l'isola. vi butto dentro il forno come polli arrosto belli croccanti. Ma ora basta. I selvaggi vogliono mandare il mio lavoro a puttane. Il mio orgoglio. Mostrategli che non scherziamo. Ah, dimenticavo. Ho un'offertona per voi. Un'isola privata per la testa di Jason Brody. Decisamente siamo arrivati nel posto giusto. Vediamo di raccogliere tutte le possibilità per far fuori questo maledetto Hoyt. Allora, dobbiamo raggiungere la barca che porta fuori al cenote, maledizione. Vediamo di trovarlo. Probabilmente con questo uniforme da recluta possiamo anche velocizzare il passo. Probabilmente nessuno si accorgerà di noi. Attenzione, qua ritorniamo nuovamente in quella zona dove l'abbiamo oltrepassata appunto con il cuore in gola. Vediamo di procedere da questa parte. Ecco la barca, 2 motoroni, 800 cavalli. Molto bene, vediamo di interagire. Il nostro Hoyt si deve essere allontanato per via mare, probabilmente con una motovedetta o qualcosa del genere. Vediamo di andare a tutta manetta per catturare questo maledetto che ci ha fatto passare davvero un'esperienza bruttissima in quest'isola. Allora, usa la barca per lasciare il cenote. Molto bene, guardate che figa questa galleria. Mamma mia, proprio una bella galleria sotterranea. Allora, 100 metri dalla nostra posizione. Vediamo dove si ritrova questo dannato Hoyt. Vediamo un po'. Eccoci finalmente in mare aperto. Allora, successo, doppio gioco. A quanto pare siamo riusciti a completare la nostra missione Ora furtiva. puoi muoverti tra i mercenari, ma non devi farti vedere mentre fai cose sospette, mentre uccidi, strangoli, bombardi, folgori. Bleffa, Jason, bleffa. Uno degli uomini di Hoyt mi ha proposto di fregargli dei soldi. Pensavo, se uccido i traditori, mi guadagno la fiducia di Hoyt. Ah, sì, lo schema 3S. Ottima scelta. Sarebbe stato più rapido uccidere Jason Brody, ma meglio di noia. Ho controllato i traditori dall'interno. Hanno 3 capitani, uno dei quali potrebbe avere un elenco con tutti i membri. Uccidili, prendi l'elenco e fai in modo che Hoyt venga a sapere che sei un bravo soldatino. Dove li trovo? Un vecchio tempio. Ti passo le coordinate. Molto bene, eccoci qui all'interno di un nuovo capitolo della nostra storia, triplo gioco, addirittura dobbiamo farci strada attraverso i traditori per ottenere un elenco e quindi entrare all'interno delle simpatie di Hoyt. La storia diventa molto più intrigata e molto più appassionata, quindi vedremo un po' di affrontarla soprattutto all'interno dei prossimi gameplay. Ce la siamo cavata abbastanza bene in questa prima missione furtiva di introduzione quindi alla nostra avventura, che avverrà soprattutto nella parte sud dell'isola. Il nostro obiettivo è a circa 2000 metri dalla nostra posizione. Adesso vi ricordo che abbiamo l'uniforme da mercenario
mercenario che può essere utilizzato in questa parte sud dell'isola. Una cosa che non sapevo, che l'isola principale è suddivisa in due parti, la parte ovviamente settentrionale e quella meridionale, dove si ritrova appunto la base del nostro amico Hoyt. Dovremmo farci strada attraverso tutte queste torri radio, ma soprattutto attraverso qualche avamposto, per avere un po' più di visuale all'interno di questa zona prima di individuare il principale obiettivo per far fuori tutti i nemici. Questa è una sorta quindi di mappa aggiuntiva per continuare la campagna, quindi la seconda parte della nostra storia. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, non so cosa sto seguendo, a quanto pare questo piccolo ruscello che ci porterà al nostro obiettivo. Comunque proseguiremo questa strada all'interno del prossimo gameplay. Fatemi sapere che cosa ne pensate, probabilmente i prossimi gameplay saranno pieni di azione, soprattutto pieni di momenti spettacolari che quindi ci condurranno all'interno di un ottimo di un'ottima scena. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gameplay un po' introduttivo alla seconda parte della nostra campagna tramite un voto o un commento. Quindi ciao a tutti ragazzi dal vostro Edward Van Helgen.